del suo nome, noi ammazziamo le persone, i maschi che stanno lì. E inizia a fare una strage la Turandot. La Turandot è una stronza che non finisce più. Aizzata da ping pong pang, quello che possiamo indovinare l'equivalente della politica, della finanza e dell'economia, inizia a tagliare teste a tutto spiano. Vi do il benvenuto alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix, che dal 13 dicembre 2009 ad oggi, fra ufficiali e ufficiose, abbiamo organizzato oltre le 250 conferenze e convegni. Non ci siamo mai fermati. Non ne abbiamo mai Sono felicissima oggi di avere qui con noi Matteo Gracis, che ringrazio. Grazie dell'invito a voi. E Gianmarco Landi. Bene, allora io vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi in questa calda domenica di agosto e lascio la parola. Allora, avevo in testa di fare un certo intervento, ma dopo la relazione di Gracis e quella della nostra presidentessa della Salus Bellatrix, ho deciso di improvvisare e quindi mi allaccerò a quello che loro hanno detto. Allora, banca. Banca vuol dire in Medioevo tavolo, perché nel Medioevo, quando un mercante diventava potente, prendeva il suo tavolo, lo metteva fuori dal suo palazzo gentilizio e riceveva oro, quindi prendeva oro e rilasciava delle note di banca, delle lettere di credito, nota di banca, banco, nota. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il banchiere in realtà è un mercante che con un'astrazione, cioè con un pezzo di carta, ha creato un prodotto finanziario. Cos'era questo prodotto finanziario? È alla base dello sviluppo dell'Italia del Medioevo. Quindi la banca e la finanza non è di per sé una cosa negativa. Però banca e finanza contiene il male, un po' come la mela di Eva, no? Malus, mela. Perché chi iniziava a fare banca, alla fine prendeva 100 di oro e scriveva 1000 di cartamoneta, di lettere di credito. Quindi non aveva l'oro che dichiarava di avere. Perché faceva questo? Perché quando un mercante piccolino doveva andare, che so, da Venezia a Rotterdam, non si portava un sacchetto d'oro, ma cosa faceva? Lo andava a depositare da un banchiere, da un mercante più importante, che aveva delle corrispondenze a Rotterdam, si faceva firmare un pezzo di carta, poi con quel pezzo di carta, quindi lui faceva un viaggio tranquillo, senza scorta, senza problemi, arrivava a Rotterdam, lasciava il pezzo di carta, prendeva la moneta, faceva gli affari che doveva fare. I primi crack, i primi imbrogli sono nel Medioevo, li hanno fatti gli italiani, i banchieri italiani. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché non c'era corrispondenza tra la ricchezza reale e quella finanziarizzata, quella cartacea. Francesca ha detto una cosa molto significativa tra le tante. Ha detto che i prodotti finanziari sono n volte la ricchezza reale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i banchieri continuano a fare truffe e durante la globalizzazione ne hanno fatte di ogni. Voi pensate che per ogni transazione petrolifera ci sono valori che si chiamano derivati, in realtà si chiamano asset bank security, cioè garanzie valide nel sistema finanziario, 10 volte le transazioni petrolifere che sono avvenute nell'umanità, nell'economia mondiale. Perché accade questo? Perché i banchieri
hanno creato dei meccanismi per creare denaro, per creare soldi. In che modo? Creando contratti fittizi tra società petrolifere, creando flussi finanziari fittizi, perché voi capite che se una nave va da una parte all'altra trasportando crude oil, dall'altra parte deve andare un flusso di 20 milioni mese. Voi fate un contratto da un anno, 20 milioni di dollari al mese, sono 12 flussi da 20 milioni. Voi potete creare un prodotto finanziario che magari attualizzato riconosce subito 210, 220 milioni. Create un valore derivato che deriva dai contratti che un qualsiasi finanziere può prendere, portare in banca e far utilizzare come garanzia per avere denaro. Dice, guarda, io ho questo contratto che mi darà questo flusso, scorporo il flusso, lo do a te banca in garanzia, anticipami 200 milioni. Nulla di male se il contratto è vero, ma se il contratto è falso vuol dire che si è creata una montagna di denaro a debito che non hanno garanzie, o meglio che hanno garanzie farlocche, o meglio che hanno derivati falsi. Questa cosa l'abbiamo già vista con Lehman Brothers, con questo piccolo scoppio del 2007, dove c'erano più che contratti falsi, c'erano contratti sul mutuo esagerati 2 o 3 volte, quindi erano contratti gonfiati. Perché è importante riflettere su questi aspetti e quindi gli sprazzi di macroeconomia che ha dato la Presidentessa sono significativi per poter comprendere il mondo in cui siamo? Perché il mondo in cui siamo è un mondo che ci sta portando davanti a un burrone. Il mondo in cui siamo è un mondo in cui chi ha governato l'economia e la finanza ha scientemente concepito di portare l'Occidente su un burrone, sull'orlo di un precipizio. E sempre questa elite ha concepito un piano attraverso l'ONU che si chiama Agenda 2030, attraverso il quale l'Occidente avrebbe dovuto fare un poderoso balzo in avanti. Chiaramente, stando sull'orlo di un burrone, voi avete già capito cosa va a finire, dove si va a finire se questo piano 2030, l'Agenda 2030, fosse effettivamente realizzato. Questo piano l'abbiamo visto nelle prime fasi, ce l'ha raccontate Gracis con la sua verve molto bene, no? Le restrizioni. Perché le restrizioni? Le restrizioni servono a togliere spazi di libertà e di democrazia e comportano povertà, ci indirizzano verso la povertà. Perché dovevamo essere poveri e dovevamo percepire di essere poveri? Perché ci sono tanti soggetti che hanno ricchezze che non hanno valore in realtà, che non sono coperte. E allora occorreva impoverirci attraverso le pandemie, attraverso questo problema del riscaldamento climatico e questa ecoansia che avrebbe dovuto risiedere nel cuore di ogni ben pensante cittadino resiliente, ma a quale scopo? Allo scopo di impoverire tutto l'Occidente e quindi di farci fare a livello di civiltà un poderoso ballo d'avanzi, un reset finanziario, attraverso il quale le multinazionali che avevano in pancia enormi poste di debiti, colossali posti di debiti, in una sorta di processo di reset, di debiti che devono andare in cavalleria per un bene superiore, quelle multinazionali il debito lo perdevano con grande piacere, rimanendogli però in attivo tutto ciò che loro avevano comprato con il credito ricevuto.
cioè con questi giochetti di utilizzare derivati per creare denaro dal nulla, in modo che le banche possano dare a delle multinazionali del denaro per fare il bello e il cattivo tempo. Questo era il loro piano, il piano di un'organizzazione che si chiama World Economic Forum. Nella prima conferenza che ho tenuto qui ne ho parlato diffusamente, un piano che è essenzialmente l'espressione materiale di qualcosa di più alto, di qualcosa che non è neanche tangibile ai nostri occhi. Prima di venire qui ero a Vittorio Veneto in centro e vedevo scorrere il fiume Il Meschio, mi sembra che sia la foce di un... Mi è venuto in mente filosofia, mi è venuto in mente Pantarei, tutto scorre, che non significa solo tutto vibra, tutto energia, ma vuol dire nella sua più profonda accezione che ciò che regola l'andamento dell'universo è un gioco di opposti, dove c'è un momento in cui si va, c'è un opposto e poi subito dopo c'è un altro. E allora la notizia buona che vi voglio dare è che noi tutti siamo in un momento importantissimo nella storia dell'umanità. Siamo in un momento in cui tutto scorre, in cui da un opposto, in cui l'economia era la regola della scarsità delle risorse, in cui la guerra, il conflitto, la competizione erano i paradigmi per poter stare bene al mondo, per essere realmente calati nella società, si andrà improvvisamente, e vedrete che io sono molto più ottimista di Gracis, si andrà verso un altro opposto, un opposto di abbondanza, di prosperità, di nuovi paradigmi alla base di ciò che significa vivere l'esistenza umana su questo pianeta. Non sono enfatico e non sono neanche esagerato, cercherò di spiegare con argomenti logici e razionali, e con un atto di disubbidienza prendo spunto a quello che ha detto Gracis, che però non è una disubbidienza tout court, perché la disubbidienza in sé non è un valore. Quello che è un valore è la disubbidienza, che significa ubbidienza a ciò che c'è nel cuore. Perché quando nel cuore c'è, come dire, la consapevolezza che ciò che è reale non è giusto, che ciò che bisogna fare per opportunità non è vero, cioè quindi contrapposizione tra ciò che è vero e che il cuore ti dice che è vero e ciò che invece è opportuno, ciò che nella realtà conveniente, utile di una vita ovviamente prevalentemente materialista bisogna fare, in quel momento c'è chi sceglie una strada, l'opportuno, e c'è chi sceglie il vero. Chi sceglie il vero sceglie il cuore e disobbedisce alla mente. E allora in questo dialogo mente-cuore, gli esseri umani migliori sono quelli che hanno la mente lucida e si lasciano guidare dalla mente, ma in alcuni momenti clou in cui bisogna esercitare il libero arbitrio, in cui non si può, si deve esercitare il libero arbitrio dando valore alla propria esistenza, ci sono esseri umani che scelgono la mente, quindi l'opportunismo, e invece ci sono esseri umani che scelgono il cuore, ciò che è vero, ciò che è giusto, ciò che nel profondo è ritenuto giusto. E quindi la disubbidienza è in sé un valore, ma è la manifestazione materiale di qualcosa di più alto, è il viatico al dominio, soprattutto in certe fasi, del cuore, delle energie del cuore e di quell'energia che muove il sole e le stelle, come diceva
il sommo, cioè l'amore. Questo è, secondo me, l'aspetto più significativo dei tempi che stiamo vivendo, perché questi 3 anni non sono stati brutti, sono ciò che doveva essere, perché noi tutti ci scontrassimo con quello che era forse un senso, una missione che dovevamo dare alla nostra esistenza, che dobbiamo ancora dare alla nostra esistenza, e prepararci giorno dopo giorno, piccola esperienza dopo piccola esperienza. A che cosa? A un'epoca di prosperità, a un'epoca di abbondanza, a un'epoca in cui la verità ritorna a essere centrale e non qualcosa di relativo. Perché la grande differenza che noi dobbiamo, secondo me, riconoscere rispetto agli ultimi 400 anni è che un'esistenza soltanto materiale e poggiata sull'opportunità e non sulla verità arriva a produrre l'urlo di Munch. Avete presente quel quadro che descrive l'Occidente in una maniera, come dire, secondo me emblematica? Il vuoto interiore, il nichilismo, il ritenere che sia più importante andare agli aperitivi o dall'estetista e quindi farsi inoculare un intruglio che arriva, come ha raccontato Gracis, con il furgoncino a meno 80 gradi e viene dato come se fosse una tisana, viene inoculato come se fosse una tisana a 30 gradi in spiaggia. Chi ha fatto le vaccinazioni, chi ha obbedito al sistema, non ha superato, non ha dimostrato di aver superato quelle che sono, come dire, le sfide per entrare nel nuovo mondo. Ciò non significa che non avrà altre opportunità, perché tutti avremo altre opportunità. Anche chi dovesse avere una miocardite e lasciare temporaneamente questa dimensione, no? Anche chi dovesse dipartire avrà altre opportunità. E l'opportunità che noi oggi invece abbiamo è quella di gustarci gli eventi di attualità, su cui indugerò con argomenti logici razionali, rispetto a un quadro che ha visto fallire, come vi ho detto, l'Agenda 2030, sulla base di milioni di persone che non hanno obbedito, che quindi hanno disobbedito, che come giustamente Gracis ha detto nel suo intervento, sono quelle persone che hanno capito che bisogna aiutarsi innanzitutto da sé, che bisogna rimboccarsi le maniche, se c'è una difficoltà come quella dei bagagli che vengono smarriti, e non fasciarsi il capo e disperarsi. È una sfida, reagisci, vedrai che quando l'avrai superata, un giorno non solo riderai di questi eventi, ma sarai diventato più forte, sarai una persona migliore. Io adesso rido quando penso alle volte in cui non ho superato le sfide che mi sono state proposte durante la pandemia. Io mi ero prefissato di non incazzarmi quando vedevo un deficiente con la mascherina attaccata alla faccia e che mi urlava contro che la mascherina non era a posto. Io alle volte, lo ammetto, ho fallito, ho mandato a fare in culo qualcheduno chiamandolo caprone, ignorante. La prossima volta spero di poter fare meglio, di reagire con maggiore maturità spirituale a queste sfide. Tuttavia il salvarsi da solo è parte indispensabile, ma non sufficiente alla vittoria che si sta prospettando, perché il dominio di queste elite di Davos è stato esercitato sulle nazioni, sui governi delle nazioni, e il successo che si sta stagliando a beneficio di una nuova umanità non sarebbe stato possibile se non ci fossero stati una serie di eventi
a carattere geopolitico, a carattere strategico politico, che hanno visto una elite patriottica più debole rispetto a quella del passato opporsi all'elite che portava avanti i piani dell'Agenda 2030. Io sono pro Trump, ma non perché mi piace il modo attraverso cui lui manda i messaggi come se fosse John Wayne davanti a una telecamera, no? Facendo eccitare le americane, no? Dicendo che so Hillary Clinton in prigione, no? Oppure dicendo uno che si comporta male licenziato. Io non ho questa, come dire, ammirazione di Trump per il personaggio, ma io ho ammirazione per ciò che lui rappresenta, e cioè quella parte di America che non era sotto il controllo del nuovo ordine mondiale, che non aveva quegli slanci coloniali spiccatamente odiosi che hanno contraddistinto la storia degli Stati Uniti d'America, soprattutto negli ultimi 30 anni, 40 anni, e quindi quel Make America Great Again, quel popolo americano che si è ribellato all'elite che lo governava e che aveva nel dollaro, nel petrodollaro, la base di un vantaggio che la nazione americana indubbiamente aveva rispetto alle altre nazioni. Perché se l'America gode di tenori di vita più alti di quelli di altre nazioni, non è perché gli americani sono più bravi. Gli americani sono stati premiati da un sistema finanziario che ha utilizzato le istituzioni americane e l'esercito americano per realizzare un ordine mondiale il cui perno fosse giusto appunto il modello capitalistico e imperialistico americano, un modello per imporre la globalizzazione. Noi tutti abbiamo sentito questa parola, no? La globalizzazione. La globalizzazione che cos'è? È un'ideologia attraverso la quale comportamenti, stili di vita, logiche di funzionamento delle nazioni devono essere standardizzate e imposte obtorto collo ai popoli, che possono sì magari avere delle loro specificità, ma entro certi limiti, no? Un popolo è un po' come uno schiavo che ha 10 metri di catena, non ne ha 5, ma non ne ha neanche 30 o non è completamente libero. Questa è la globalizzazione. La globalizzazione è quindi un processo, un'ideologia che è stata portata avanti per fare che cosa? Per controllare gli esseri umani, per controllare quell'aspetto più importante e più significativo degli esseri umani e per il quale tanti personaggi, come ci ha ricordato Cracis, sono stati arsi vivi. Il dialogo tra mente e cuore, e quando un dialogo tra mente e cuore, quindi quando l'irreale diventa contundente rispetto al reale, e allora quei portatori di quel messaggio irreale diventano pericolosi, devono essere abbattuti. Mi soffermo su questa cosa perché è importante. Cosa vuol dire reale? Che vuol dire? Cosa è reale e cosa non è reale? L'etimologia ci viene in aiuto. Reale è ciò che è conforme al re. C'è chi dice che l'etimologia sia ciò che è conforme al governo delle cose, quindi dal latino res e non regalis. Sbagliato, sbagliatissimo. Qualcuno mi ha rimproverato in un dibattito, ma non è così, perché il termine arriva da un percorso che nasce nell'epoca dei re. A Roma c'erano i re, dal 771 a.C. fino al 496 a.C. ci sono stati 7 re. Tutti quelli che stavano sotto al re dovevano vivere secondo quello che era reale, cioè conforme all'ordine politico e quindi al re. Il re Tarquinio Superbo, l'ultimo re di Roma, fu buttato giù,
ci fu la res publica, ma il termine comunque è rimasto, perché anche in una repubblica le persone per bene, tra virgolette, che sono solo persone che vivono con i piedi piantati per terra e fanno prevalere la mente al cuore, sono le persone che considerano il giusto da farsi quello che è reale, quello che è conforme al potere. Quindi nel momento in cui se non ti vaccini ti ammali e muori, anche se tu capisci che è una stronzata, però la realtà è un'altra, che il 90% delle persone percepisce questo. Come diceva Churchill, quando il 90% delle persone percepisce qualcosa, giusto o sbagliato che sia, quel cartello va buttato giù. Quindi anche se i sieri erano dannosi e non erano vaccini, noi tutti abbiamo continuato a parlare di vaccini e abbiamo discusso di una possibilità che non era una cosa neanche da discutere, perché se uno si mette adesso in un'ottica di anti-analfabetismo funzionale, neanche per l'anticamera del cervello bisognava pensare di poter imporre un qualche cosa di sperimentale fatto in quei termini lì alle persone, e che ha reso immuni soltanto i vaccinatori, immuni dalla legge, soltanto i politici, soltanto coloro i quali hanno partecipato a queste inoculazioni di massa naziste. Ma chi è stato vaccinato non è stato immune da nessuna supposta malattia da Covid, scaturita dal Covid, e quindi è assolutamente evidente quello che è successo. Il reale non è ciò che è giusto, non è il bene, non è il vero. Il reale è ciò che ci impone l'alto, e l'alto non è né la Repubblica né il re, ma è stato lo Stato a imporre e a spingere per questo, per ritenere reale ciò che in realtà era il male. E lo Stato ha un sinonimo in filosofia: Leviatano. Leviatano vuol dire diavolo, vuol dire il male, non il bene. Hobbes ha scritto un'opera, il Leviatano, dove il potere che viene calato, come diceva Gracis, nessun potere in sé ha un contenuto di bontà a prescindere. Anzi, delle due è meglio avere la presunzione che un potere sia corrotto. Più è potente, più è grande questo potere, più è grandemente corrotto bisogna presumerlo. E quindi di cosa noi stiamo parlando e di che cosa noi stiamo discutendo? Alla fine stiamo discutendo della bellezza di conoscere le cose. L'economia in realtà non esiste. È stata fondata da Adam Smith, si ritiene fondata da Adam Smith, dal celebre libro La ricchezza delle nazioni. Lo dice uno che è laureato in economia, quindi niente. L'economia non esiste. Voi andate a vedere Adam Smith è un filosofo. Che cos'è quindi l'economia? È un certo modo di vedere le cose, è un certo modo di vedere la filosofia, è un certo modo di vedere la realtà, è un certo modo di vedere un potere, il potere, e di imporlo sugli uomini. Il libero mercato. Ma il libero mercato non esiste. Il libero mercato è una puttanata colossale. Ve lo dice uno che nel 1994 faceva lo studente e faceva già l'assistente parlamentare, l'anno dopo in realtà, e ha portato in Italia e ha letto in Italia tutti quei libri che parlano del libero mercato. Von Mises, von Hayek, della mia generazione io sono stato il primo a leggerli, tra i primi a leggerli. Quindi il libero mercato esiste nei libri, ma nella percezione delle persone, ma il libero mercato non esiste, perché in realtà esistono dei cartelli, quindi dei poteri che si impongono sugli altri
La borsa, questa cosa meravigliosa, la borsa è il gioco dei mercati, la borsa non è reale. La borsa è governata dai potenti. Klaus Schwab ha identificato nel suo libro, questo è fortemente emblematico di questo concetto, 2 modelli di virtù. Gli stronzi come noi, resilienza. Che vuol dire resilienza? Obbedire. Ti deformo, ti disfaccio, tu acciaccato, tutto, però vai avanti obbedendo, non resisti, reagisci. Per l'elite economico-finanziaria, la virtù era un'altra, era stakeholder, quindi non più shareholders, non più padroni di qualche cosa, ma portatori di qualche cosa. Sembra una cosa di poco conto, ma vuol dire che se io ho un'azienda o ho delle azioni o ho dei prodotti finanziari, non faccio quello che mi conviene come se io fossi uno shareholder, un azionista, uno che fa impresa nel senso, come dire, smithiano del termine. Ma io devo fare quello che mi dice il World Economic Forum, o meglio, quello che mi dicono i circoli finanzieri, i circoli di banchieri, che se mi dicono che io non devo vendere o che io non devo shortare in borsa, perché altrimenti qua rischia che il sistema viene giù, io non lo faccio, io devo obbedire. In un certo qual senso è una visione, più che una visione, è uno status leggermente migliore a quello di resilienti, ma si tratta comunque sempre di 2 concetti di deficienza, di deficit di libertà, deficit di autonomia. Voi dovete partire da questo punto, perché da questo punto dovete capire che così come nel popolo c'è stata una parte del popolo che ha detto mi avete rotto il cazzo, faccio a qualsiasi costo quello che voglio io, quindi mi buttate fuori dai ristoranti, vado fuori dai ristoranti, mi dite che io no, e io... Quindi così come c'è stata una parte di resistenti nel popolo, anche nell'elite ci sono stati quelli che si sono opposti a questo piano folle di creare un mondo di transumani, perché il piano nella sua intima essenza qual era? Finire con questa piaga nata in Italia che si chiama umanesimo, in cui l'uomo è la misura, è il centro di tutte le cose, e trovare un mondo meraviglioso attraverso cui la scienza, no? Oppure gli algoritmi precisi di una qualche intelligenza artificiale ci mettono tutti quanti in riga. Un mondo perfetto. Transumanesimo. Superare l'umanesimo, creare l'uomo transumano. Un uomo che magari mangia troppo e si ammala e quindi deve mangiare di meno e magari gli arriva qualche scossone, no? Qualche cosa, qualche input elettromagnetico e lo guida verso il presunto bene dell'ottica transumana. Quindi un uomo che è un po' come una televisione. Che cos'è una televisione? È un qualche cosa che si accende, che funziona, che dà immagini e da suoni in base a che cosa? Agli impulsi, alle onde elettromagnetiche che riceve dal canale o dal telecomando di chi la manovra. Quindi noi saremmo che cosa? Saremo influenzati da qualche cosa che non si sa, capisce chi la governa. Quindi intelligenza artificiale in una accezione attiva. Cosa vuol dire IA attiva? Vuol dire un'intelligenza artificiale cogente e che si impone sugli esseri umani, come quelle di Facebook per le censure, che è spiegata allo scopo di combattere il bullismo, di combattere quelle sciocchezze della woke, dell'ideologia woke, in realtà dei rincoglioniti. Voi quando avete un termine in inglese, l'equivalente in italiano lo dovete fare opposto, quindi woke vuol dire sveglio, in realtà vuol dire rincoglionito, quindi tradotto in italiano è l'opposto, e non sbagliate. E allora mi avvio a concludere. Cos'è che sta succedendo nel mondo? Nel mondo sta succedendo che l'elite russa e l'elite americana,
che si è opposta al nuovo ordine mondiale e che possiamo identificare con Putin e Trump, ha creato un piano alternativo per creare un mondo diverso, un mondo in cui le intelligenze artificiali e tante altre tecnologie aprano ad una quinta dimensione, quindi a un cambio filosofico dell'esistenza, in cui la quantistica sia effettivamente la base, il metro, la misura per riorganizzare tutta la società. Tra le tante cose che la scuola non insegna, c'è la fisica quantistica. Perché la fisica quantistica non è spiegata a scuola? Perché la fisica quantistica al momento è sconvolgente, è irreale, non è capita, il 99% delle persone non capisce che cos'è fisica quantistica, nel senso che non capisce le implicazioni dirompenti che ha la fisica quantistica. Faccio un breve inciso. Tutto il mondo funziona attraverso matematica deterministica, cioè quando ci sono dei fenomeni di economia, di società, si utilizzano delle equazioni esatte, quindi si crea un modello, questo modello lo si codifica in numeri, si fa un'equazione. Con questa equazione si studia il fenomeno, quindi si governa la società con delle equazioni matematiche esatte. La fisica quantistica, nata per studiare l'elettrone e per studiare l'infinitamente piccolo, ci prospetta un mondo che è totalmente diverso a quello che ci è stato raccontato, in cui la fisica newtoniana o la legge di gravità sono soltanto una piccola parte di ciò che possiamo ritenere vero e scientifico. E quindi per governare l'umanità e per capire il mondo bisogna fare come Heisenberg, che è un grandissimo scienziato tenuto nascosto. Si celebra Einstein, se ne celebrano tanti, ma non lui. Perché? Perché questo scienziato ha veramente portato degli sconvolgimenti nel mondo della fisica. Perché per spiegare l'elettrone ha detto che bisogna spiegare l'elettrone, cioè bisognava studiare l'elettrone con delle probabilità. Cioè l'elettrone non si muove attorno al nucleo, no? Ricordate l'immagine di Bohr, il nucleo? Non si muove con delle regole indipendenti dall'uomo, fissate, e tu applichi un modello e le capisci. Ma tu per capire l'elettrone, come si muove, come si sta muovendo, cosa devi fare? Devi creare delle disequazioni, che è sempre matematica, ma non c'è un'espressione uguale a un'altra espressione. C'è un'espressione maggiore o uguale di un'altra espressione che contiene l'elemento di probabilità. Questa cosa è dirompente. Credetemi, rifletteteci sopra, perché toglie il potere ai soloni. Nessuno può dire devi fare così, lo dice la scienza. E questa cosa, accompagnata alla rivoluzione informatica e all'applicazione dell'intelligenza quantistica in un senso virtuoso, determina dei computer che diventano predittivi di ciò che è se tu oggi prendi delle decisioni o fai delle cose. Quindi intelligenze artificiali usate in un senso favorevole per l'umanità, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento, come qualsiasi strumento, e l'uso che viene determinato, che ovviamente è in capo ai valori etici di chi lo utilizza e agli scopi che lui persegue, se è considerabile buono o cattivo, due parole che esistono in base al nostro giudizio. E quindi la rivoluzione che noi stiamo realizzando, ci accingiamo a realizzare, è una rivoluzione in cui i poteri dogmatici e il potere verticale viene concettualmente, intrinsecamente scassato. Per questo il nuovo ordine mondiale, la globalizzazione e l'ideologia dell'imporre standard o comunque norme obtorto collo o comportamenti obtorto collo o pratiche mediche obtorto collo è perdente,
ha perso e non ha nessuna chance di ritornare, perché c'è un'elite che sta costruendo sul sistema finanziario la base per liberare l'umanità, perché l'umanità è stata schiavizzata attraverso la truffa delle banche, la truffa dell'economia attraverso Mammona, attraverso il denaro, con lo sterco del diavolo, ma con un sistema finanziario nuovo, in cui le logiche della multipolarità, in cui le logiche di un ancoraggio fisico del denaro, quindi non creare debiti con costruzioni tecnocratiche, derivati, prodotti finanziari che non hanno né capo né coda, debiti o banche che altro non sono che grosse organizzazioni truffaldine. Quindi con l'ancoraggio all'asset fisico, all'oro, si realizzeranno le condizioni per riequilibrare il sistema finanziario, per togliere il potere all'elite che di fatto ha governato l'umanità negli ultimi secoli. E questo è quello che sta accadendo. Dal 22 al 24 di agosto si vedranno i paesi BRICS in Sudafrica, luogo simbolo per il colonialismo, lo sfruttamento e la schifezza che è stata realizzata attraverso l'apartheid, attraverso razzismi e forme deteriori di culture essenzialmente verticali. Si vedranno a Johannesburg, Brasile, Russia, India, Cina e altri paesi in Sudafrica per fare che cosa? Per dire che le transazioni internazionali, dire e fare che le transazioni internazionali devono essere fatte attraverso ancoraggi fisici all'oro. Sembra una cosa, diceva, ma a me, Landi, che cazzo me ne frega di questa cosa? No, è fondamentale, perché tutta la ricchezza che noi abbiamo discende da una circolazione di commerci, da transazioni, da energie, da materie prime, da equilibri economici finanziari tra le nazioni. Il fatto che ci sia oltre la metà del mondo, del PIL del mondo, che autonomamente all'Occidente, all'Unione Europea, alla NATO, all'ONU, a tutti questi carrozzoni di questa elite satanista, abbia deciso di dire noi facciamo dell'altro, noi seguiamo Putin su questa linea qua, noi siamo solidari, è una cosa importantissima, perché costringerà e farà in modo che quella parte di Occidente che vuole realizzare questi cambiamenti possa prendere spunto e possa accodarsi ad un orizzonte di un ritorno all'asset backed, al gold backed per l'emissione della moneta. È un concetto tecnico, ma vedrete che saranno gli Stati Uniti d'America a portare avanti un dollaro senza la Fed, quindi senza le banche, un dollaro collegato all'oro, un dollaro che si va ad armonizzare alle infrastrutture e ai regolamenti economico-finanziari che il BRICS sta delineando. Tu dici, Nanni, ma come fai a dire questo? Sarà così. Sarà così perché Putin non avrebbe mai potuto sfidare Zelensky, che vuol dire la NATO, che vuol dire l'esercito più potente al mondo, quello americano, se non avesse avuto la sponda dall'altra parte. Ve l'ho detto nella seconda conferenza questo. La guerra in Ucraina è fondamentale per capire perché l'agenda 2030 è crollata e cosa succederà nell'imminente futuro. E concludo venendo a noi. Cosa dobbiamo fare e qual è il mondo che ci aspetta? Allora, Gracis ha fatto un riferimento alle favole iniziatiche, io non voglio essere da meno e faccio un riferimento a un'opera che qualche volta cito, la Turandot del Puccini. È un'opera che dobbiamo sentire nostra perché è particolarmente calata nei nostri tempi. Chi era la Turandot? Era una principessa, una bella principessa che doveva maritarsi e che però aveva un problema, non voleva maritarsi perché avrebbe dovuto dividere le ricchezze e il potere con un re, con un altro re, con un estraneo. E allora i suoi ministri, nell'opera la vediamo con ping, pong e pang, no? Che mi sembra quasi
Ping l'economia, Pang la finanza, Pong la politica, no? Questi ministri ciambellani della Turandot dicono: tu non devi sposarti, puoi fare una cosa molto semplice. Tu puoi dire che ti sposerai all'aspirante che risolverà 3 enigmi. Qualora l'aspirante non risolvesse uno dei 3 enigmi, la pena è la testa. Vediamo chi si presenta. In effetti si presentano in pochi, gli enigmi sono complicati e che so, il principe indiano, il principe muoiono tutti perché la Turandot è inflessibile. Lei, se uno non ha la testa per rispondere a quegli enigmi, non ce n'è, via, non si sposa. Finché si presenta il nostro eroe, no? Calef, quello che nell'area di Puccini fa lo sbruffone, no? Sembra quasi un berlusconiano, cioè, vincerò, no? All'alba ricordate l'aria più famosa di Puccini. Cosa fa questo principe? Si presenta alla corte e dice: io voglio rispondere a questi enigmi. L'uomo è intelligente, perché la mente ce l'ha e risponde esattamente e risolve esattamente i 3 enigmi. Ciò significa che la mente è importante, non che non sia importante. E la Turandot ha un problema. Ping, Pong e Pang di questo regno hanno un cazzo di problema, che bisogna sposare, hanno perso il potere, perché è arrivato questo, è intelligente e non sanno come fare per non far sposare la Turandot a Calef. Ma gli va incontro Calef, che avrà a mente, ma ci fa la figura un po' del coglione, perché va dalla Turandot e dice: tu non sei convinta di sposarmi, ti do la possibilità di non sposarmi e di tagliarmi la testa, a patto che tu indovinerai il mio nome, perché il mio nome tu non lo sai. E la Turandot deve indovinare il suo nome. Ping e Pong o Pang, come cazzo facciamo qui a indovinare il suo nome di questo principe? Così ce lo sbarazziamo subito. Trovano una schiava che si chiama Liu, il personaggio preferito dei Puccini, che amava il suo padrone Calef, ma si fa tagliare la testa. Il nome di Calef non lo dice, il nome del principe non lo dice. Dopodiché fanno una regola, no? Il banditore si presenta, chiunque sappia di chi è il nome lo venga a dire. In ogni caso noi partiremo per ogni via, visitiamo la casa. Se nessuno della casa ci dice qual è il suo nome, ci dà le prove del suo nome, noi ammazziamo le persone, i maschi che stanno lì dentro. E inizia a fare una strage la Turandot. La Turandot è una stronza che non finisce più. Aizzata da Ping, Pong, Pang, quello che possiamo indovinare l'equivalente della politica, della finanza e dell'economia, inizia a tagliare teste a tutto spiano. E allora Calef si presenta dalla Turandot il giorno prima che la Turandot dovrebbe dire il suo nome e si dimostra ancora più coglione. E le dice: principessa, io voglio che tu mi prendi in sposa, ma devi essere convinta. Ti dico io il mio nome. Dopodiché tu domani mattina ti presenterai, se dirai il mio nome, io andrò a morire. Se non lo dirai, io sarò tuo marito. E la Turandot dice: questo è proprio coglione. Lui le dice il nome e la principessa viene colpita però da questa cosa. Si trova, no? Ci racconta nel Puccini, la principessa da sola guarda le stelle e ha ricevuto questo nome che è come un bacio, e questo bacio la scioglie? Non lo sappiamo. L'area di Puccini dice che Calef continua a fare il borioso, a essere sicuro, no? Che si scioglierà e all'alba lui vincerà. Quindi arriva il giorno in cui la Turandot
deve dimostrare di andare avanti con la mente e corrispondere alle aspettative di Ping Pong Pang, e deve dire il nome del principe, in modo che gli tagliano la testa e si risolve il problema. Ma la principessa guarda le stelle e non riesce a dormire, perché è colpita dal principe Caliph, è colpita dall'amore di Liu, che si è fatta tagliare la testa per proteggere quest'uomo. E allora la principessa Turandot, nel momento in cui deve dire Caliph, dice: io so il nome di questo principe, il suo nome è amore. Sbaglia il nome e effettivamente questo principe sborone, sbruffone, come se sborone si dice a Bologna, effettivamente vince con la mente, che gli ha permesso di arrivare fino a quel punto, ma vince con il cuore, con il coraggio, con l'aggio che lui ha dato al suo cuore. Quel suo coraggio ha dato coraggio anche alla sua moglie, alla sua prossima moglie, ed effettivamente poi l'amore vince, l'opera è effettivamente significativa ed è iniziatica. Perché? Perché è una rappresentazione artistica di ciò che noi siamo, e cioè mente e cuore. E è anche una rappresentazione di ciò che le sfide ci portano, dell'esistenza ci portano davanti, sfide che si devono affrontare con la mente, tenendo in conto aspetti materiali, ma aspetti materiali che non esauriscono ciò che noi siamo, perché nel momento più importante, più significativo, in cui la Turandot doveva scegliere, lei non ha scelto con la testa, lei ha scelto l'amore, ha scelto con il cuore. Questo è, secondo me, questa è una grande eredità che noi culturalmente italiani siamo, perché noi italiani abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare il chakra del cuore dell'umanità. Dobbiamo ispirare l'umanità, dobbiamo ritornare ad essere coloro che sono stati e che sono i giusti eredi del 70% del patrimonio culturale di tutta l'umanità, e dobbiamo continuare a esserlo, dando sicuramente spazio al nostro cuore, sicuramente dando spazio a quelle necessità di vero e di giusto che non si ritrovano nelle leggi, non si ritrovano nello Stato, ma si ritrovano nel cuore. Quindi io concludo completando l'appello alla disobbedienza e quindi al coraggio di essere disobbedienti. Lo completo con un uguale, cioè più o meno uguale alla Heisenberg, all'ubbidienza al cuore. E quindi la prima parte della disequazione l'ha messa lui, io vi metto la seconda, quindi disobbedire si deve, perché si deve, più o meno uguale, perché si deve ubbidire al cuore. E passiamo alle domande. Volevo solo fare una precisazione per quanto diceva Gianmarco. Allora, perché non rimangano dubbi sulla piccola presentazione che ho fatto. Questo seminario che tengo dura 4 ore. Allora, la prima ora io vi spiego tutti gli strumenti della macroeconomia, cioè vi spiego come loro vogliono farci vedere il mondo, che cos'è l'economia, come funziona, il libero mercato, il bilancio, eccetera. E le altre 3 ore le passiamo a smontare completamente quello che ci vogliono far passare per vero, e quindi vedremo che esiste un altro modo di fare le cose che non sono quelle del modello di libero mercato dell'economia che ci dicono, e finalmente arrivare a quello che diceva anche Gianmarco. Adesso facciamo un paio di domande a testa. Qualcuno ha domande per Matteo, che se dopo deve lasciarci? Volevo fare una domanda. Prego. Ma forse è più Gianmarco. Ma sto 22 agosto. No, ma tanto mi devo fermare comunque perché...
questo 22 agosto i BRICS batteranno moneta nuova o no? Allora, non è assolutamente significativo capire se batteranno una nuova moneta e come si chiamerà. L'aspetto importante, tecnocratico, significativo, è l'ancoraggio all'oro. Perché, all'oro inteso oro, non all'oro. Perché è importante questo aspetto? Perché questa elite di Davos ha creato enormi disequilibri che hanno portato a guerre come la prima e la seconda guerra mondiale e ha portato ad esempio a crisi giocando su aspetti che rilevano le compensazioni dei flussi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è una nave di petrolio che va da una nazione all'altra, dall'altra nazione in senso opposto deve partire un flusso. Un flusso che cosa? Di denaro, di astrazione. Allora, cosa hanno fatto questi qui? Questi qui hanno creato un meccanismo che è emancipato dall'oro, è emancipato da qualsiasi aspetto fisico. Hanno creato una moneta standard, il dollaro, che è stata imposta perché col dollaro tu ci potevi comprare il petrolio, perché gli arabi ubbidivano agli americani. Questo era il motivo per cui il dollaro effettivamente era forte. E quindi conseguentemente loro, sulla base di un governo del dollaro che potevano creare, gestire con leve di creazione del denaro praticamente dal nulla, cosa hanno fatto? Hanno esercitato il potere sulle nazioni. Quando hanno preso a calci in culo Berlusconi, come l'hanno preso a calci nel culo? Perché prima gli hanno detto, amico caro, amico bello, devi prenderti questo debito, devi indebitarti col Fondo Monetario Internazionale. Berlusconi gli ha detto no. Allora cosa hanno fatto? Hanno utilizzato la leva di creazione del denaro dell'Unione Europea, perché hanno fatto in modo di creare denaro da dare alle banche per finanziare gli stati. In questo modo hanno rinforzato il cartello di banche che fanno le aste titoli. In questo modo questo cartello ha fatto salire il costo del denaro in Italia, congetturando che c'era un problema di solidità dei conti italiani, e in questo modo hanno creato problemi al bilancio dello Stato italiano con questa storia dello spread. Ma queste cose perché le hanno potute fare? Perché c'era l'arbitrio, perché la stessa Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea non è una banca, questo è un altro imbroglio, non è una banca centrale, scusatemi, perché la Banca Centrale è una banca che ha una moneta, ma una moneta collegata a uno Stato. Questa è la definizione di banca centrale. Qual è lo Stato? Non c'è. La banca centrale è europea, è una banca di compensazioni monetarie, quindi crea compensazioni in che modo? Facendo del debito. Il quantitative easing che cos'è? Debiti. Creavano denaro creando debiti. Quindi perché quello che fa il BRICS è importante, ma non importa se faranno un rublo, lo yuan o se faranno una moneta, perché quello che conta è il meccanismo attraverso cui si compensano i flussi. Allora, ritornando all'oro, i banchieri perdono molto potere, perderanno tutto il potere che hanno avuto di fare il bello e il cattivo tempo, e questo obbligherà chi ha la moneta fiat, come ad esempio l'Europa o l'America, a avere una moneta asset backed, perché c'è una regola che la moneta buona uccide la moneta cattiva. Quindi cosa succede? Succede che noi non possiamo andare avanti con dollari fiat, con euro fiat, quando gli altri transano nel mondo con dollari gold backed. Per quale motivo? Perché si crea ancora più inflazione. Si crea inflazione, noi perdiamo di competitività, ma soprattutto aumentano i costi per interessi in pancia alle multinazionali che hanno enormi debiti, e quindi saltano le multinazionali e saltano le banche prima. Quindi i BRICS hanno essenzialmente vinto, e non è importante cosa faranno nello specifico. Quello che è importante è il concetto, è il ritorno a moneta emessa a credito. Cioè l'origine della moneta nasce perché c'è un credito, qualcuno mette l'oro e si crea la moneta. Ora non è così, qualcuno si indebita perché c'è qualcuno che gli dice che è meritevole di debito e si crea la moneta. Fa tutta la differenza del mondo, è quello che ho detto all'inizio, la frase di Eraclito, no? Gli opposti. Una piccola cosa ma vibra tutto
l'universo una cosa è l'opposta dell'altra e siamo in una situazione del genere. Sono stato chiaro? Sì. No, ci troveremo, allora, da un certo punto di vista ci troveremo molto peggio del 2008, perché nel 2008 è saltata una banca che faceva circa 600 miliardi di impieghi. E tu considera adesso che sono crollate la First Republic Bank, la Silicon Valley Bank, la Silver Bank e la banca newyorkese, come cazzo si chiama? Come si chiama la banca newyorkese che è fallita? La Signature Bank. Queste 5 banche insieme fanno di più di quello che come impieghi che aveva la Lehman Brothers, ma nessuno ha dato eco, perché? Perché quello che deve saltare e salterà è la JP Morgan, che fa 3T, non 600B di impieghi. Allora, nel momento in cui tu la JP Morgan con Jamie Dimon che fa tutto lo sbruffone e che va a dire in giro che BRICS qui, lì, che l'Ucraina che verrà finanziata perché BlackRock, perché la JP Morgan, perché tutte le cose che dicono, nel momento in cui vedrai quella banca andare giù, vedrai che sarà molto peggio da un certo punto di vista di Lehman Brothers, ma molto meglio per noi, perché le banche non fanno il nostro interesse. Le banche non supportano l'economia. Un sistema che ha 10 volte prodotti finanziari come valore dell'economia reale, che cosa vuol dire? Che non è più economia, non è più realtà, è imbroglio, è truffa, è esercizio di potere. Quindi sarà molto peggio di quello che i media vogliono dare a intendere. Il motivo per cui odiano Trump e Putin e li dipingono come se fossero il male sulle due gambe, in realtà è questo, è che il potere dell'elite viene di fatto scassinato con queste basi che fanno crollare le colonne del sistema. Mi sono spiegato? Dall'aspetto macro tu devi capire perché il micro poi viene sconvolto. Devi proteggerti, prudenza in questo momento, perché nessuno sa cosa succederà, perché le due elite non sono d'accordo. Non è vero che sono d'accordo, sono due elite che si stanno fronteggiando in una guerra verticale, non orizzontale. Nella seconda guerra mondiale le due elite trovarono anche un accordo, ci fu uno screzio ma trovarono un accordo. Qui non c'è l'accordo, qui c'è un'elite che sta schiacciando un'altra elite e l'altra elite sta cercando come fare per salvarsi, va avanti con questa logica delle CBDC, Central Bank Digital Currency, ma è inapplicabile perché se non controlli le nazioni come cazzo fai a fare le CBDC? Se hai le banche centrali che sono in difficoltà e le banche commerciali che sono con l'acqua alla gola, che con l'inflazione rischiano di saltare in aria, come fai a fare questa roba qua? Non la puoi fare perché molti clienti ti mandano a spendere, altro che Novax, altro che il 15% di Novax. Vai a fare una roba del genere in cui tu dici che la gente non ha più soldi ma ha dei diritti a patto del credito sociale onorato, voglio vedere quanti li seguono, quanti diventiamo tutti Novax secondo me in una situazione del genere, quindi loro non ce la faranno a fare quella cosa là. No. Allora, adesso ti dirò una cosa, ma proprio da complottista, non di mezz'estate, proprio complottista di un altro mondo. Allora, la quantità di oro che c'è nel mondo rispetto a quella registrata dalle banche centrali sarà 1000, 2000, 3000 volte più grande. La quantità di oro che è nascosta nei paesi tipo le Filippine, il Vietnam, dove hanno fatto guerre assurde peraltro, ma ci sono delle caverne dove ci sono decine di migliaia di tonnellate. Allora, che ci siano 2500 tonnellate, di cui 1200 in America, la Fed, a noi non ce ne frega niente, non è quello l'aspetto significativo, sono altri, anche perché l'oro è una convenzione, l'oro è un meccanismo. Che ci fai con l'oro? Niente, non è che tu hai un lingotto d'oro, cosa puoi farne? Nulla. Del Mario? Sì. L'ex Mario il draghetto. Sì. Nel senso che, come hai spiegato, mi hai data una certa immagine che è condivisibile. Sì, però come si spiega il fatto che lui al di sotto si sta comportando un po' come il nostro Trump, il nostro Putin? Cioè ha iniziato la nazionalizzazione di grosse imprese,
No, a me pare proprio l'incontrario. Cioè, Draghi è un esecutore dell'elite allineata e perfetta. È venuto a fare quello che doveva fare. Ha sempre dato questa immagine. Sì, ma lo continua a fare, mi sembra. Cioè, credo che sia proprio uno dei massimi rappresentanti dell'elite globale, così come del World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Quindi qualsiasi cosa che fa... Non è che sia funzionale a qualcosa che deve venire, per agganciarmi al discorso tuo? Allora, Mario Draghi è espressione di un potere italiano che in realtà è ai vertici dell'umanità, che non è neanche la mafia gazzara, non è neanche la finanza, ma sono i gesuiti. I 5 Stelle, quando nacquero i 5 Stelle, sicuramente c'erano dei personaggi di valore come Casaleggio, però i 5 Stelle 10 anni fa io sapevo che erano un'operazione. Io provai a fare un partito che si chiama Moderati Rivoluzione, che era la stessa cosa dei 5 Stelle, chiaramente un flop clamoroso, perché c'era quella domanda politica e io sapevo già che i 5 Stelle dove sarebbero, cioè come partivano e dove sarebbero arrivati, perché per 2/3 era un'operazione dei gesuiti, per 1/3 era un'operazione dei Khazari, perché dietro ci stava un personaggio della solita mafia sionista. E se voi considerate il fatto di Conte che diventa Presidente del Consiglio quando Conte prendeva ordini dal cardinale dei gesuiti che stava praticamente in Vaticano, voi vi rendete conto che un'operazione del genere non è un caso. Per creare un potere in democrazia ci vuole il consenso, quindi hanno utilizzato il Di Battista, Di Maio e gli altri per creare il consenso. Quando questo potere è stato ovviamente maturo per poter esprimere un esercizio di potere, lo hanno dato in mano a persone strette di loro, ed erano un gesuita. La Lega Nord, io non voglio qui dire, però io conosco, perché sono amico di questo personaggio l'americano, colui che ha portato le valigette per far vincere le elezioni al collegio senatoriale a Bossi. Giorgetti, Lega Nord, Giorgetti ha casa a Roma e ufficio a Roma di proprietà dei gesuiti. Ma di che cosa stiamo parlando? La politica è sotto controllo stretto di queste elite. L'Italia deve essere debole come nazione, ma grandi italiani, come ad esempio Mario Draghi, in senso deteriore dal mio punto di vista, sono un riferimento, sono come dire il benchmark dell'elite nel mondo. Mario Draghi è importantissimo. Mario Draghi ha fatto vincere la Meloni e quando ha fatto il discorso in Parlamento anche da Presidente del Consiglio, lui ha dato una via che era quella di Cavour. Cosa vuol dire la via di Cavour? Vuol dire che si esce dal 48, cioè per scongiurare il rischio di perdere il controllo con i popoli, il controllo dei popoli, ci vuole qualcuno e qualche cosa che venga data ai popoli, come fece Cavour, come si fece nel 48 con i parlamenti, con la democrazia, con i giornali, con queste cose. Queste cose, quindi la restaurazione post-napoleonica culminò nel 48, dove praticamente in tutta Europa i popoli si incazzarono e l'elite non riuscì più a governarli, e quindi da quella strada come si esce? Si esce dando qualcosa. E Draghi è stato il personaggio politico che ha detto: qua dobbiamo fare questo, perché sennò perdiamo il contatto, non bastano più le operazioni come 5 Stelle, qua la gente non va a votare, la gente non paga le tasse, la gente ha un sentimento latente che soprattutto dopo questa storia dei vaccini può esplodere, e noi perdiamo il controllo, perché l'elite non sempre ha il controllo dei popoli, ci sono dei momenti in cui non ha il controllo dei popoli ed è il caos, non è che il popolo si governa, il popolo. Quindi Mario Draghi è essenzialmente un uomo, un servitore di poteri forti, e attacca l'asino dove vuole il padrone. Il suo padrone sono i gesuiti, che è un'elite apparentemente più debole di quella finanziaria, in realtà quella più forte. Sapete perché?
perché chi ha messo da parte l'oro, le quantità di oro più importanti per fare un sistema senza oro, un sistema finanziario, è stato il Vaticano. E il Vaticano è controllato da questo ordine politico che sta a Roma e che in realtà sta ovunque, perché se uno va nella politica americana si rende conto che i più importanti politici americani sono quelli dei college costruiti dai gesuiti. È così, non si scappa. Quindi a me dispiace dirlo in maniera nuda e cruda, ma i 5 Stelle è stata un'operazione da maestri, come la rivolta dei Ciompi. Se siete appassionati di storia, andatevi a studiare nel 1378 la rivolta dei Ciompi a Firenze. Presero i più stupidi, quelli che lavoravano la lana, che battevano la lana, e crearono una sovversione, crearono argomenti sovversivi. In realtà questo servì ai magnati. I magnati era un'elite messa fuori gioco dai capitalisti, dai mercanti, dai banchieri, perché i magnati erano i nobili, quelli veri, quelli che non facevano un cazzo e avevano potere. A Firenze invece governavano i banchieri, i mercanti, perché Firenze era una repubblica governata da chi era laborioso, non da chi era nobile e aveva il cavallo, le armi e le spade appese alla parete. Come riuscirono i magnati a prendere potere? Utilizzando le fasce popolari per creare avversione verso il sistema. Quindi vedetevi la rivolta dei Ciompi, studiatevi la rivolta dei Ciompi in Firenze a livello storico e da lì capirete che chi ha fatto l'operazione a 5 Stelle ha utilizzato questa logica, perché chi governa i processi politici dall'alto ha una caratteristica per poterli governare. La gente non lo deve sapere che sono governati da lui non deve proprio esistere, e chi conosce la storia sa che funziona così. La politica è questo, la politica in democrazia sono burattini in mano a burattinai. La difficoltà è capire chi sono i burattinai. Perché quando attaccano Gracis o Landi, perché anche di me qualcuno dice che sono un gatekeeper, perché parla bene di Trump, perché ci vuoi tenere tutti buoni, noi invece dobbiamo essere tutti come i vivi, andare a scrivere nelle pareti, abbasso il WEF. La difficoltà qual è? Capire chi effettivamente è sincero e chi è manovrato. Allora, come si può fare male a Gracis? Perché Gracis, che ha conoscenze e ha cultura, magari fa un gesto così, che è un gesto che ha una sua cultura, una sua conoscenza, no? Però è un gesto che magari richiama il terzo occhio. No? La gente ignorante pensa che il terzo occhio vuol dire che io sono un massone, obbedisco ai massoni, la piramide, quindi Gracis è un massone. No, Gracis è una persona colta e ha delle conoscenze da iniziato e magari qualche volta può fare qualcosa che richiama queste conoscenze. Se tu prendi quel qualcosa, gli costruisci tutto un ambaradan e dici questo qua è un burattino in mano alle massonerie, e lo distruggi, perché come cazzo fa lui a difendersi? Non si riesce a difendere. Ovviamente tu sei un burattino, confermi? Forse, non so. Però scusa, mi riallaccio proprio a quello che ha detto Landi adesso. Se si guarda dai frutti li riconoscerete. Nel momento in cui tu parli del disimpegno e dici che bisogna stare fuori dalla politica perché sono tutti uguali, danneggi chi si vuole opporre al sistema, non danneggi sicuramente il sistema. Siccome il vuoto siccome il potere non riconosce il vuoto, meno gente va a votare e più contano i voti dei partiti del potere, insomma. Sì, fai il gioco dei grossi. Io la vedo un po' diversa, nel senso che certo che la vedi diversa, però anche i grandi rivoluzionari che tu citi, i vari Gandhi, Mandela, eccetera, eccetera, avevano tutti i loro padrini dietro che li proteggevano, perché non era mica Gandhi che si opponeva all'impero britannico, erano gli Stati Uniti che usavano Gandhi per far fuori l'impero britannico. Di conseguenza, come no, e la stessa cosa vale anche per Mandela. Probabilmente non l'avrebbero ucciso e Mandela non si avrebbe fatto 28 anni di prigione se avesse avuto qualcuno che lo proteggeva. Ne avrebbero fatto così, ne avrebbero creato un eroe meraviglioso che ti proteggo ma ti faccio fare 28 anni di galera. Curiosa come protezione. Comunque io in questo momento storico soprattutto la vedo come Mark Twain quando diceva che se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. Quindi esatto, cioè io non
Sì, appunto, io non credo molto in quella strada lì, dopo non voglio dire che io ho la verità in tasca, sto dicendo che in questo momento a me sembra che sia così, che non cambia nulla votare questo o quell'altro e quei partitini, tra virgolette, o meglio, quei candidati che hanno provato alle ultime tornate a entrare, io ho visto un grande senso di opportunismo, di cercare di anche lì magari crearsi una poltrona, una situazione comoda. Infatti avevano delle previsioni di arrivare al 7, 8, 10% e nessuno neanche è andato oltre il 2%, quindi sì, certo, le anomalie ci sono sempre. Però io sono d'accordo su questa cosa di Graci di non andare a votare. Graci, anche io ho detto, perché lui è massone e io no? Cioè, io pure ho detto che io non sono andato a votare e ho detto che andare a votare questa volta, soprattutto per i partiti di cosiddetta opposizione, che erano protesi del sistema, non era inutile, era dannoso. Perché il modo attraverso cui si è arrivati a queste elezioni dimostrava che non si voleva far emergere un'opposizione al sistema. L'opposizione al sistema in Parlamento è nulla. Io ho frequentato quei palazzi, qualche anno prima lui faceva l'assistente di un 5 Stelle, io l'ho fatto di deputati di Forza Italia, quindi i palazzi li conosco pure io da dietro le quinte. Ti posso assicurare che la capacità di un deputato, di un gruppo di deputati o di un capo di partito di incidere nei processi che effettivamente sottendono il bene è zero. Non di un deputato, quindi è una presa per andare a votare nell'illusione che stai governando il popolo, nell'illusione vuol dire fare la rivoluzione dei ciompi. Vuol dire questo. L'atto veramente rivoluzionario è se una cosa è giusta la rispetto, se una cosa non è giusta, anche se mi viene cara dall'alto, come hanno fatto per i Novax, non la faccio, non la subisco, disubbidisco. Io, essere umano, non posso essere governato da questi apparati e non mi faccio governare da questi apparati. Io sono uno, ma se sono poi milioni di persone che fanno così, non riescono più a governarci. Bene, va bene, grazie. Adesso, chi è mai stato a uno dei seminari che tengo di macroeconomia, la grande truffa, tasse e debito pubblico? Non molti. Abbiamo iniziato un piccolo gruppo nel 2012 e questo format itinerante, cioè 2006-2007, dopo aver letto il libro Euroschiavi. Però da lì ho capito una cosa, ho cominciato ad analizzare, a studiare ed ho capito che l'unico problema che noi abbiamo è semplicemente il fatto che noi non abbiamo la nostra sovranità monetaria, cioè non siamo padroni della nostra moneta. Io vi assicuro che potremmo fare tante cose, non andare nei supermercati, giustamente come è stato detto, tutto quello che vi viene in mente, coltivare i nostri orti, che da anni qui da noi... Allora, secondo voi, e io so che le risposte sono completamente diverse da quelle che davano 10 anni fa le persone in sala, in base a questi due criteri che abbiamo visto, secondo voi quali sono i migliori clienti delle banche? Bella cicciotta. E per il discorso della solvibilità, che cos'è che ha una nazione che né un cittadino né un'impresa ha? Predare praticamente, perché questa, l'azione coloniale, è semplicemente un'azione di predazione ed è quello che sta succedendo attualmente al mondo. Adesso noi non abbiamo tempo perché voglio chiudere, perché poi si andrebbe ad analizzare che cos'è un bilancio, cosa sono i bilanci delle nazioni e da lì si parte per un excursus fino a capire tutto il sistema e la filiera della moneta, delle comunità, come nascono le comunità e che cosa devono avere le comunità per essere delle comunità che non pensano a predare le comunità vicine, ma con un modello di cooperazione fra comunità. Vi ringrazio.